Nuovo ospedale, può partire finalmente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, inizio dell'iter che porterà al progetto esecutivo e quindi all'apertura del cantiere di San Lazzaro. Il percorso si era fermato a giugno a causa del ricorso al TAR presentato dallo studio STEAM di Padova, che guidava un raggruppamento temporaneo di 6 studi di progettazione arrivato secondo nella gara, aggiudicata al raggruppamento capeggiato da uno studio di ingegneria e architettura di Modena. I giudici del TAR Veneto si sono pronunciati con rapidità con una sentenza di rigetto del ricorso che ha riconosciuto del tutto le ragioni contenute nell'istruttoria di aggiudicazione del progetto redatta dall'azienda ospedaliera di Padova e la puntualità del procedimento nel quale è stata coinvolta anche l'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione e per la Trasparenza. La base d'asta era di 4.200.000 euro per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e di un valore complessivo di 35 milioni e mezzo. Il raggruppamento di Politecnica, Ingegneria e Architettura di Modena si è aggiudicato il bando con un ribasso percentuale del 47,44.